di quest'anno, naturalmente l'elemento fondamentale è che si tratta della 10ª edizione, quindi in qualche modo abbiamo fatto il bilancio di una vicenda che ormai ha una sua storia, e devo dire che siamo soddisfatti di quello che siamo riusciti a creare in questo periodo, e abbiamo per questo anche voluto lasciare un documento, un libro che contiene una poesia di ciascuno dei circa 70 poeti europei, italiani, sardi che hanno partecipato al nostro festival. La poesia sarda nei suoi vari aspetti, dalle forme più tradizionali della poesia popolare alle forme più raffinate della poesia che qui in Sardegna gli esperti chiamano a tavolino, si è confrontata, e credo in maniera positiva, dimostrando anche il suo valore con esperienze diciamo di poesia significativa di livello nazionale ed europeo. Sì. Quest'anno, oltre alle difficoltà del clima, dell'età della crisi che stiamo vivendo tutti quanti, in qualche modo il passaggio da un'amministrazione all'altra, all'anno delle elezioni regionali, si è ripercorso in maniera negativa, soprattutto sui tempi della concessione dei contributi, che ancora sono non ben definiti, e anche diciamo, la selezione delle proposte di festival, chissà perché quest'anno ci ha penalizzato, e certamente non siamo contenti di questo. L'auspicio è che l'anno prossimo certo. Noi siamo convinti assolutamente del valore del nostro festival, che crediamo che possa stare assolutamente tra i primi 5 festival come importanza, come originalità, come proposte che fa ogni anno, e non alla posizione, diciamo, che speriamo di risalire la classifica nel prossimo campionato. Io credo che la poesia si compia interamente nella sua efficacia enorme quando avviene nell'oralità e in questo rito, cioè nel rito di qualcuno che parla e di una comunità che l'ascolta. Lì per me la poesia è al massimo ed è terapeutica, è di guarigione, è esortativa, ti fa pensare, ti insegna, ti ammaestra, eccetera. E quindi in questo festival ogni giorno abbiamo avuto versi che hanno volato per l'aria, spesso con la musica, e abbiamo avuto una piazza piena di gente del paese e di gente anche che veniva da fuori, ma quello che ci inorgoglisce è che questo è un festival popolare con una qualità altissima, ed è una cosa unica per quello che io so, almeno in Italia. Io non ne conosco altri così, cioè un festival in cui non ci sono i grossi nomi dello spettacolo e c'è un popolo in piazza, un paese intero, e c'è una qualità altissima. È magnifico. 10 anni di semina sono una cosa che ha una sua efficacia ed è una semina infallibile, cioè quando semini buoni versi questi qualcosa fanno accadere, e quello che accade è che un paese ci segue, dai bambini agli anziani, quindi l'intreccio è fra parole e paese. Mi è sembrato molto bello in queste edizioni, ma anche nelle molte altre che io ho visto, e questo insomma ci rallegra, ci esorta anche a continuare. Stiamo facendo una cosa che fa bene a un paese intero, e secondo me anche più di un paese, insomma è più larga l'efficacia. E poesia e Sardegna sono 2 termini che vanno d'accordo? Beh, sappiamo che quasi ogni famiglia in Sardegna ha qualcuno che scrive in versi, magari non è proprio poesia, però qualcosa che ha un orecchio alla poesia ce l'ha sicuramente. E poi, come ho detto altre volte, è una terra che ancora conosce il silenzio, e la poesia è anche quel silenzio, anche il silenzio che sta fra i versi, fra le righe, che sta prima che venga proferita, e quindi è una terra perfetta per la poesia.